giorno del matrimonio di sua cugina Imeneo, Maicuzzo era tutto schifato lo spumante Fasano. Siccome era un tipo con la puzza sotto il naso, tutti lo chiamavano Maicuzzo Nasca e Poecco. Come tutti sappiamo, agli sposini o ci arriva le picciole oppure ci va lassi tubiette nella lista ai nozzi. E Maicuzzo ci ha pagliato un televisore di 80 pollici che ci ha scioccato tutta la tredicesima. Siccome la cosa non ci poteva calare, a senso suo si voleva vendicare. Chiamò il cameriere e ci fece mettere lo squigavoliere nello spumantino. A forza di vivere, diventò tutto sbrex e si mise a contare i bazzelletti con bollino rosso squillandosi lo squigavoliere. All'improvviso, con il stomaco su un campanello rivoliere e ci venne un attacco scisuone e mescato calcioita che lo fece partire per gabinetto al tipo assicotate di cane. Non potendo trovare un bagno libero, ne uscì fuori e si assettò nobile nella monnezza, ma purtroppo per lui si rilassò troppo e ha risonnagliato. Non potendo chiamare nessuno per fare malafiora, cercò di liberarsi, ma purtroppo il terreno in pernienza ufficio a tommoliare verso il sbalanco. Quando diciamo noi altri un gioco tecnico di smuovo il stomaco, i volieri si intuizioniano a tipo centrifugare la bencheria. Il pancreas si piglia attissate con l'appendicite e rotola a tipo kamikaze giapponese e si morì subito.